manhãs de primavera. Eu sou o berro do boi brasino, eu sou o tronco
gaiteja, gaita, gaiteiro. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha bem? Não é! E dá! Não! A minha bem! Não é nada! Não! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Que bel bicchiere de vin. Guardez sol. E gafin la corona.
Buonasera a tutti gli altri, noi siamo di arrivare col nostro filo italiano. Mi sono Edgar Locatelli Marostica. È un piacere, è una allegrezza di arrivare a casa vostra stasera. Qua a Serafina, dove è la nostra città, capitale del Italiano. Qua a Serafina che piovesto ancora, ma ben pochettino. E in volta lì che piovesto mais o meno, ancora fa mezzo secco qua in volta. Ma è un piacere, è una allegrezza di arrivare a casa vostra anche stasera. Va bene? Giusto, intacca questo qua, se non funziona un, funziona che l'altro, no? E il nostro italiano, la lingua che noi parliamo, è quella che abbiamo ciappata in dota dei nostri genitori, della mamma, intanto che si ciuccia della teta. Mi credo che la prima piandesta, quando che il dottore, o se no la partera, mi ha dato una schiaffata il culo, che avevamo piandesto in italiano. Che avevamo tirato il fiato in italiano e che avevamo imparato il brasiliano dopo col tempo in scuola. Allora la nostra vera e madrelingua è il dialetto che cada uno ha portato con te la dota quando io venisti d'Italia, che in cosa è tornato italiano, lingua del patrimonio immateriale. Riconoscesta per il governo del Brasile federale, per il governo statuale qua del Rio Grande do Sul, di Santa Catarina, tanti municipi, ecco, che anche riconoscesto l'italiano come lingua co-ufficiale. Allora il nostro italiano è lo che? È la mescolanza dei dialetti, va bene? E questa lingua che noi parliamo, un poco diversa, un parla di una maniera, che l'altro parla di che l'altra, ma infatti noi se capiamo. E la nostra idea, col nostro filò, con la nostra gente, con quei che canta, con quei che suona, con quei che fa da ridere, con quei che fa il poema, che fa le curiosità, che fa le interviste, che fa saper un poco di più ora come che l'italiano vuol dire promuovere, rincurarlo. La nonna diceva, guarda che il cielo là che il piande, toglilo su, rincurelo. Rincurare torsù, far revivere, far revenire. Sì o no? È il nostro italiano, per via della nostra lingua, che è il satarun della cultura. Dopo viene tutto che altro, viene i manieri tipici, viene la maniera di far su le case, o far la dressa, l'artigianato, o cose che abbiamo imparato con i nostri nonni e loro che imparato con i suo papà e sua mamma, con quelli che si vengono d'Italia, che ha portato con loro tutti i valori qua. E n'era gente che era anche analfabeti, semi-analfabeti, che non sapeva mal fare il nome, ma che aveva il conoscimento dell'esperienza del convivere con il papà e la mamma. Mi è vera che era così, sapeva difendersi e saper portare avanti a vita, slevare i fioi, saper farli sparagnare, inducarli, mostrare tutto quel che sapeva perché potesse continuare la sua maniera di parlare, da essere, da vivere. E qua siamo noi altri contenti che mai stasera con un altro filò. Ecco, così da sì. Volevo ringraziare a quei che si conoscono altri, quei che si casa, di scompartire, di scrivere, metti do là il paese, la città dove che si, che allora Marco e a turma là mette giù e dopo chiamiamo qua il paese che si deve accompagnare il nostro filò, poter scompartire, passare avanti i gruppi, alla famiglia, ai fradei, principalmente, ascolta bene, te massima a quei che sei distante, che è il tempo che non ti vedi e che ti dici così, pensa adesso, chi che mi podaria far sapere che in cantina de Marostica là a Serafina i ha un filò italiano, i ha un programma al vivo che se può vederlo un telefonino, dopo un tel computer e dopo un la televisione per assistirmi tutti i martedì sera alle 7:30 un Facebook, chi che te podarisi farlo sapere, un amico che da tanti anni che non ti vedi che sai che ha origine italiana, fallo sapere, mandi che è il nostro filò che lui può accompagnare. Va bene così? Abbiamo i fradei Piva questa sera, Edoardo e Gustavo. Io qua, avete visti che è pronti lì, no? E che suona la musica gauscia e altre marche come anche i ben entusiasmai in suonare l'italiano, e va a fare diverse suonate italiane. Che suo papà e sua mamma, che è qua, il quasi nono Piva, no, va distante ancora, la Leo, dopo viene a parlare qua, e viene a fare una sciaccola qua anche a loro, parlare un pochettino sopra la sua vita, che sono influenziatori per i due tosetti, che ormai
mia proprio pietosettimia, vero? Ecco. La cucai a scuola d'italiano, accentuazione monosillaba. Oppa, con la maestra, la Loremi. Avevamo cognome Piva e Andrin. La Leoas e Andrin da cognome, che ne Andrin qua a Serafina. Devo parlare sora e l'acqua, da che Zedrio Piover, che avevamo sempre qualche assunto importante per parlare, ma noi altri sempre parliamo sora come che era la vita anticamente. Ecco, noi altri femo revivere come che c'era vita una volta quando pioveva tanto o quando non pioveva mia, quando che n'era la seca o le piene. Diceva mia inscente, diceva o la seca o le piene. E cantemo, ridemo, scherzemo, mangiamo, bevemo, se appassemo, dopo viene rento i compagni del programma, a posto là al punto. In nome di Adilnet, provvedore di accesso internet in tecnologia fibra ottica, quei che mi fa arrivare a casa vostra, proprio così. Ecco, avevamo la Migi Plus. La Migi Plus la na industria o fabbrica. Será che è industria o fabbrica? È importante sapere. O Josiel, è una fabbrica di ração? Eu acho que é uma fábrica de ração. Fábrica? Credo che sì. La fabbrica di ração da Migi Plus che fa per le pecore, per le becche, per i cavalli, per i porchi, per le galline, polastri, per le bestie bovine. Beh, infatti, per cavalli e tutto. Qualche tipo di ração che ti tenga idea, la Migi Plus la fa, lo riga anche i supplementi e fa la ração adeguata per il porchetto piccenin, dopo il porchetto che le ingorda, dopo i porchi grandi, terminal, dopo che nelle porche in produzione, qualche tipo di bestia ha la sua ração giusta. Ecco, abbiamo la botta super leve Baspan, il meglio stival che ha pestante il Brasil, un prodotto della Basso Pancote che ha più di 10.000 itens distribuiti per agropecuarie di tutto il nostro Brasil. Un'amicizia tanto grande, siamo stati là sti giorni qua a conoscere un pochettino di più questa impresa qua, che è distribuidora, la Basso Pancote. Polivalente, supermercato che tem un conceito di essere un mercato da famiglia, che è di Santa Rosa, e anche qua a Serafina, supermercato Vittoria, un saluto a famiglia Deitos, che abbiamo vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, e anche Oremus, lei è un espumante che adesso in tele feste, Natal, final di anno, primo di anno, celebrar, giocare una spumante. Il meglio bordello che si può sentire non è i foghettoni, lei quel di una espumante in famiglia. Abbiamo anche a rete di postos Buffon. Saluto a Roselio, a Jair, a Lauro, a Loreno. Loro richiede più di 30 anni del mercato, che con la rete di postos Buffon tanto conoscesta che imprega di più di 2.000 persone, posti spaiati per tutti i cantoni. Pensate un posto, ma che posto, Abbiamo la Pian Alimentos, che è ração per cangati e pesci di altissima qualità e alta conversione, della famiglia Pian. Abbiamo la Modelo Pneu di Bento Gonçalves, qualche bitola di pneu che ti occorre, pensa bene. Fora de strada, agrícola, per frotte di auti e caminhoni, fa balanceamento, geometria, tutto quel che occorre là, e importai nazionali, qualche tipo di pneu che ti te puoi immaginare, ma il lavora forte con Bridgestone e Firestone, modelo pneu di Bento Gonçalves da famiglia Checon, e abbiamo anche la loja Paludo, ossia la rede de loja Paludo, sua moda, seu estilo, tem chinelo Coca-Cola de várias cores e modelos. Guarda qua, avemo la vitrine de la Paludo Quancoi. Camisetas femininas, blusas femininas, camisetas masculinas de R$ 39,99 até R$ 79,99. Também camiseta masculina Lee, por R$ 99,99. Tem uma aqui da Lee, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês. E também na Paludo agora é a hora da promoção de final de ano para presentear com o Vale Presentes. Está aqui ele, Vale Presente Paludo. Porque sempre quando a gente vai presentear alguém, a gente pensa, o que é que eu vou dar de presente? De produtos da Paludo, que com certeza vão lembrar toda vez que usar. Mas qual é a roupa que eles vão gostar? Então dá um Vale Presente. De 100, de 200, de 500, de 10, do que você imaginar. Dá um vale presente e essa pessoa vai lá na loja Paludo e adquire o que ela quiser. E se ela quiser pegar algo a mais também, ela que fique à vontade. Então, fim de ano também tem amigo secreto, vale presente da loja Paludo ou da rede de lojas Paludo. Vai bem, Cosita? E tem mais. Hoje à noite tem sorteio de R$100 para quem compartilhar. R$100 em vale compras nas lojas Paludo. E lembrando também que as lojas Paludo, nas suas compras, acima de R$250, você ganha um cupom para concorrer a um vale compras de R$600.
Bellezza, cosita, si miciamo dentro, ciao Tusi, veni rento, quanti ghenelo che viene rento là? Mica idea che c'amo rento Marigno e Roger, veni rento Tusi, avanti là, sarà che i microfoni per venire dentro, poi stasera turma grande, che sia un elemento sorpresa stasera del filò. Sì, ciao, del buon. Che viene rento, come va là? Mi sto bene, te? Ben? E lo intaccassi, buonasera Marigno. Buonasera. Tutto a posto? Sì, tutto a maraviglia. posto, tutto pulito, tutto pulito. Siamo disposti? Ma guarda, ti sei, no? Immagina se no. Sì, ecco. Mia vera Josiel, tutto a posto lì? Sì. Josiel, tutto a posto? Tutto tranquillo? Sì, ecco. Tranquillo. Allora, piove o no? Piova, Camargo un coiga ha dato quasi 40 mm. Maria Santissima. Solte una sguassata. Robe da portare via tutto. Romaissimo. Roger Kuhn in forma. E ti Mario come va? Quanti millimetri qua? Ha piovesto qua Serafino o no? Poco niente. Poco Ma è mala puera, puera. Se caldo qua, se tanto caldo. Ma il tempo è ancora nuvolo, può darsi che venga piove. Tempo di sta. Beati qui che la piova di sta. Piova di sta, beati qui che la gana. Ecco, proprio così. E il tempo non c'è maridà, pano essere comandà. Ah allora sì, piove quando il volù. E in coi marosse che andiamo a parlare sopra che proprio? Sora acqua, sora piova, sora assuto, Intemperie, come temporai, che una volta quanta proprio. paura. Sì. Ecco, cosita sì. Volevo menzionare anche avviso importante che noi altri avevamo di tirare ferie collettive, se fermiamo un poco una scianta perché sennò diventiamo matti qua. Allora il giorno 28 dopo del Natale ora facciamo live adesso martedì che viene il giorno 21 dopo fermiamo il giorno 28 di dicembre e anche il 4 giorno 4 di gennaio. va bene? Fermiamo 2 live che se 15 di e dopo là in marzo fermiamo ancora il giorno 1 e il giorno 8 di marzo che allora resta stesso 3 live dei mesi 3 in dicembre, 3 in gennaio, 3 in marzo va bene cosita? Dopo ritorniamo con le piglie ecco cosita sì proprio va bene e Ghesello un elemento sorpresa chi se poi le veniste un uomo strano mai visto va là strano un due ha guadagnato diversi concorsi di bellezza testato del Rio Grande do Sul. Concorso di bellezza e che ha fatto tanti gol di cabeza cosa come e ancora gioca bola il premio che ha guadagnato lei è un esimio giocatore di football Maria Santissima che premio che ha guadagnato perché ha detto prima lì da FIFA lì che sì netto Madonna benedetta le dio partire caldo perché ha una camicia dell'ana fatta a quadri ma lei dell'ana che ha cattato quella lì ma dico una storietta per contare di un caso che ha successo che è vero vero veridico ma allora dai contala no anche una volta che avevo fatto qua una live sora bestemme sì sora che una volta qua Serafino un prete che paiga brusai bestemme che se aveva un costume grande di bestemmare e che quando che se va a Drio e bestie Drio a razze bestemme dove bestemme allora che era un cristiano che aveva una giunta di boy e lavorava col prete giutte il prete quando Corea c'è me ecco ma era mondireta do palo mandrita servo del prete e anche il prete che aveva il sacristano un dì che ha detto così nene che ha detto c'è me nene quando che ti vieni in paese ma lei era di star appena fuori come altri qua così allora quando ti vieni in paese portami una carretta 2, 3 di legna. Una carrettata di legna. Va bene. Ma mi te giuto. Ti vieni qua prima carrettata, dopo dar su e so, mi te giuto il prete. E anche a sacristan. Allora che aveva sta giunta di poi mistissi. Che aveva cadena tereccia. E lui era costumato che il bestemmia tanto sto uomo. E allora Drio e bestie poi. Assa star che. Ga succede sto che c'ho. Cosa? Ga succede sto che. Quando che lei arriva là che il gatto scarga la carretta e il sacristano sta male allora che praticamente giuteme meneme che il toso qua all'ospedale che mi descargo due carretta e dopo va un mito su una carrettata assieme al prete che ha detto quando che il finisse di scargare su il sacristano si gannetta un pochettino quando le dio dar col sacristano il prete che ha finito di scargare la carretta che era che aveva quasi finita quando che il prete gli dice vai i boy non va signor e savi che là quando si carga peso te carrette che sono alto si mette una cadena in mezzo che non la tieni perché sennò fa panza te tole allora che aveva la cadena e tutto il prete vai boy non va vai boy allora sto nene quasi di arrivare te l'ospedale perché lei era solo attraversare strada causa prete scusa ma
che poi lì se non ti tiri una bestemmia, va via. Ah, sì, Allora il prete gli ha detto, come? Guarda, io questo mai, se non ti tiri in porco, non va vai, via. non vai. Allora il prete gli ha detto, meglio che ti tiri ti. Quando che l'altro il causa, porca pipa, vai! Sì, E poi così il prete vende il cotto le alte, batti la cadena, casca, la batti a testa. Signor. Una Pensa tragedia. che se venisse fuori quasi una tragedia, e gli ha detto così, den coi avanti, non ti tiri più una bestemmia con chi vuoi qua, Basta, che tu visto la bestemmia che ti tira quasi che mi ga colpa me. E l'omenetto il pi bestemmia. Una storia vera questa. Veridica. Veridica. Succede questa storia qua. Tu usi di Dio. Padre te semia il nome. Pi bestemmia. Semia il nome del padre. Sapemo ma potremmo mia Pide dire. la carretta anche, i boy. No, il prete, ma lui sì. Credo che finché l'era da rete il prete, al manco il bestemmia mia. In nome del supermercato polivalente, in nome del supermercato Vittoria qua di Serafina Corea e in nome del modello Penei de Bento Gonçalves antes siamo di arrivare. Posso dar banda ai suonatori? Sì, suonare. Che demo lavoro, Mande merento il con l'altro. elemento Elemento sorpresa. sorpresa. Che ganhou Pare riceve, ora Marco viene rento anche a te con diversos concursos de beleza. Ecco, proprio Le così. mi esqueça, Rilo. Mi scherzi. Mi Vabbè, mi va banda i suonatori. Ecco allora, sono qua, buonasera. Come va? Edoardo. Gustavo, tutto bene? Parlevo go invertito o no? Edoardo Certo. e Gustavo. Buonasera. Tutto a posto, tutto pulito? Vai ti parla italiano o no? No. Ma a mãe e o pai fala, né? Sì. Ma dá para aprender, né? Só pedir pro pai e pra mãe, ó, nós gostaríamos de aprender, então em casa tentar falar italiano, que eu também aqui em casa procuro falar, mas às vezes me esqueço e tal, mas vamos tentar, né? E aí, tudo certo? Estão prontos para tocar hoje? Mas vamos falar desses dois guri. O pessoal tá em casa, mas quem são esses piá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala piá, piazito, né? Quem é o Eduardo? O Eduardo Andrim Piva, próprio Rosita. Que série está estudando, Eduardo? Tô no primeiro ano, vou pro segundo agora. Certo. Tá. E tá tudo bem? Tudo certo. Tá estudando, Ajuda já ou não? Trabalha fora? Não ainda? Que idade tu tem? 16. 16, é um piá, né? E desde quando toca gaita? De começar a fazer curso, assim, desde os 6 anos. Opa! E tá firme, tu te sente seguro já, né? Para tirar uma música não leva muito tempo. Depende da dificuldade da música. Também. Mas ainda tu faz curso com alguém ou não? Sim. Quem é o teu professor? Ricardo Taufer. Ricareio! Lá onde eu fui gravar, em Fundo da Colônia. Sim. Isso mesmo, Muito bem. Eles estão para vir aqui um dia. Ele, o Dalmas, né? O outro. Giovanni. Isso. Giovanni, próprio Cito. E então, trabalha em casa, ajuda em casa ou não? Em casa e trabalho fora também. Ah, é? Já está trabalhando? Que bom, que maravilha. Começar cedo, dizem. O que o Eduardo incomoda em casa? Não vamos falar? Depende do ponto de vista de cada um da casa. São muito grudados no celular ou não? Nas redes sociais? Depende do momento, sabe? Tipo assim, a hora. Tem vezes que o cara se empolga pra tocar gaita, tá nem aí, pessoal. O que tu gosta muito de fazer? Um hobby, alguma coisa assim? O que tu gosta bastante de fazer, além da gaita? Celular e bastante, tipo assim, trilha e futebol, essas coisas. Futebol, joga bola? A última vez que eu fui jogar não deu muito certo. Me machuquei o tornozelo, daí agora tô meio encostado. Período o cara fica com receio de jogar. O Vincenzo chegou em casa de manhã, levou uma pancada, disse, olha aqui, quase chorou, mas depois nós percebemos que não foi porque ele levou a pancada, perderam de 7 de diferença, daí tava eu. Eita lá, Gustavo, e aí? Eu posso me enganar, Léo e Piva, mas quase Satarone va, certo? Qua manha fora tudo em Satarone, ou não? Como é que é? Gustavo, tu é muito sapeca em casa ou não? Eu não, eu sou comportado. Mas que comportado, que não vem mentir aqui, rapaz. Não. Olha o pessoal de casa, eles olham pra tua cara, eles veem o que eu vejo. Sem vergonha, olha só, sim ou não? É ou não é? Sapeca, esperto, sim ou não? Em casa é ligeiro. Eu garanto que tu namora mais que o irmão, ou não? Claro.
Claro! Muito bem. Que série tu tá? Eu tô no 7º e vou pro 8º. Opa, e quantos anos? 14. 14. Quem tem 14 anos tá dentro da 7ª, 8ª série? Reprovou quantas vezes? Uma. Ó, se tu tivesse deixado eu falar, eu ia dizer no mínimo umas 3. Não, tô brincando. Mas reprovou uma. Apanhou Sim. ou não? Não. Mas quase? Quase. Mas prometeram, né? Na próxima tu entra no pau. que que mais tu gosta? Tocar? Eu gosto de tocar bateria. Opa! Instrumentos com batida, né? Certo. Percussão. Uhum. E de andar de bike também, né? Ah, andar de bike. Tu também tem um hobbyzinho aí. E quer mandar um oi pra namorada? Não. Tem ou não tem? Não tem. Mas como não tem? Eu fosse tu mandava. Tu tá com medo do sogro? Não. Ah, sim. Ô, sogrão. E aí? Tu tem namorada? Eu não. Não. Ainda não. Ainda não. Não, é cedo ainda, né? Devagar. Mas só uma? Nenhuma. Nenhuma, melhor assim, né? Muito bem. Vamos tocar? Vamos. Qual? Vamos abrir com qual? Taliana. América. América! Aê! Dall'Italia noi siamo partiti, con nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e nell'America noi siamo arrivati. America, cosa sarà questa America? America, un bel massolino de fiori. E nell'America noi siamo arrivati, abbiamo trovato
Buonasera Marco Marsala. Buonasera Edgar Locatelli Marosti. Como va? Buonasera a tutti, che si dio sistema adesso. Meio tudo modelito das lojas Paludo. Stasera, Paludo sua moda, seu estilo. Ô Marco, Tusi. dessa que tem o cafoia qua. Verde que é a camiseta Lee. Oh! Olha que belíssima, hein? Para quem gosta de esportes, a loja Paludo tem todo o material esportivo, né? Com segurança, marcas renomadas e uma infinidade das melhores marcas de calçados e confecções da rede de lojas Paludo. Me viram? Bem cosita. Ecco. No final do nosso programa de hoje tem sorteio de R$100 em Vale Compras na Paludo. Giusto così? Giusto, parliamo. Me vedi lì dentro, Marco, qua? Allora, le città, allora, città. Sì. Canoas, Maracaju, Carlos Barbosa, Caçador, Maravilha, Quilombo, Caxias do Sul, Uruguaiana, Roca Salles, Patrocínio, Boa Vista do Sul, São José do Ouro, Vila Maria, Restinga Seca, Coronel Pilar, Paraí, Tijuca, Ceará, Lajeado, Concórdia, Barra do Rio Azul, que andiamo fare un Sítio, Barra do Rio Azul, giorno né? 17, agora sexta-feira. Ecco, no segundo filó natalino italiano. Ecco, saremo lá. Ecco. Bem cosita. Cotiporã, Montebello do Sul, Nova Bassano, Nova Araçá, Faxinal do Guedes, Cordilheira Alta, Bento Gonçalves, Arvorezinha, Palmitos, Blumenau, Sarandi, Vista Alegre do Prata, Guaratubã. Guaratubã. Olha só. Que città, né? Sim. Formosa do Sul, Maracajá. Maracajá. É da onde é? Josiel, procura lá, Guaratubã. É isso, com B-A? Isso, Guaratubã. Maria Guaratubã. Santa, nunca tinha ouvido esse nome bem aí, né? até. É novo, Maracajá, Aratiba, Londrina, Sananduva, Tapera, Chavantina, Dois Lajeados, Lindóia do Sul, Nova Alvorada e Maximiano de Almeida. E que Gamin coras compartilhar? Sim. Que faga aquele gesto maravilhoso para nosso italiano. E comenta lá para concorrer a prêmios. Concorrer tem a R$100, né? Do Vale. E também 2 prêmios hoje. E um livro. Opa! Parcelle grande de italiano. Escreve lá, gostaria de aprender mais a falar italiano, a escrever italiano. Tá aqui o livro, ó. E hoje à noite também tem a maestra, a Loremi. A Loremi. Le monossillabe. Isso Proprio? mesmo. Cosita. Va bene, ecco, spettacolo. Marco, vanti ti chiamare dentro l'elemento speciale? Sì, mi chiamo Mimi, vou lá chiamarlo qua un pochettino. Sì. Dai. E in Barra do Rio Azul, questo venerdì giorno 17, acontece il secondo filò italiano, cosita proprio. Programação do filó, 19 horas, saída da caminhada em frente à igreja. Presta atenção para o exemplo que eles estão dando, né, para outros municípios. Caminhada em frente à igreja, comparada no Mirante, onde será feita a oração em italiano. Chegada prevista no centro de eventos às 20 horas. Olha só. 20h30, início das apresentações. Coral Italiano Monte Veneto. Depois tem a apresentação dos grupos da terceira idade, com de inúmeras músicas. Então, o pessoal de Barra, de Pinhão, de Jubaré, da Paloma. O que é? Paloma? Também, Bela Vista, Rio Brasil. E nós do grupo Quadra Serafina Correia, juntamente com o grupo Stella de Pietra de Itá. Proprio? Allora pensa che serata fantastica, bellissima e meravigliosa. Va bene? Ben cosita. Vuoi chiamarlo o ti fai altre cose? Mandelo, passa Rento qua. Ascoltiamo. Vieni Rento. Vieni. Oh, bicho velho, buonasera. Questa qua camera, tu sei a 8, te pensi tu? La 8. La 8, camera 8. Parea bene che la 8 mi portava a casa. Allora sei lì. E pitte la gavendesta. Come stai? Bene? Sto bene. Bravo, così sì. Bene e bello. Ah sì, no, bello. Sì, perché Marco che aveva rento i bei qua un po'. Sì. Ora arriva Marco, fuori Marco resta mine. Bravo, così sì. Abbiamo storie per contare stasera? Ma che ne storie, veridiche, storie. Allora vuol sapere chi Nilsson. Chi mi son? Mi son Luis Nilsson Balbinotto. Ah, ma te sei Gigetto? Gigetto. Gigetto Nome di santo, perché sta il prete che cavolesti. Sono il prete proprio, te lo sai. Cosa fa Nilsson? Nilsson fa anche niente, lo sa. Ah, buon, ecco, senza tanta forza ti, no, mi loro fa un programma italiano, la radio da Vica Navarro, del lunedì sera dalle 8 alle 10. Va bene? Cosita. E lavorare. È buono, si lavora quando che si ha un po' di voglia.
E a colpi avviene anche va via. Poi la viene e la va. E quando che la va, sa che la stai distante. Sì, ecco, così. Perché delle volte se si cansa far niente anche. Anche se si stufa a far niente. Perché Che tanti pesci là, tanta acqua là. Acqua che ne mia tanta perché è meglio. Calà un poco. Calà un poco. La chiusa, che chiamiamo che? La chiusa o la... La stua. La stua. La stua. Perché ne chiusa, Eh. peschiera e stua. Ma certo è che le stua. Stua. Se tua te chiami come che te volti. Sì, Qua a casa mica a chiusa, allora se mia, chiamo come che vuoi mi. mi. Sì, chiamo peschiera. Allora, pronto. sti di qua se visto un qua a casa che ha detto, ma dove è la chiusa qua a casa? Mi ha detto, quella doc che ha rento acqua. Quello che ha rento acqua, è meglio quello che ha rento acqua. Quello che è il morto, quella ha rento del cassone. Proprio. E allora, cosa mi hai contito? Che lo pensi là o no? Ma che ne pensi? Per vendere. Vendere. Quale pesce più grande che è là? Ma adesso ti mi aperta, Tu ma mai canarento. dormire. Tu che adesso ciappallo. E quel grande sai che le fatica. Te ciappi per recce o E no? ti scappa sempre. No, mia come ciappallo per la coa, come ti fa dire, mi faccio te. Io ho fatto questo, ciappa la coa, è andato là a nettarlo perché era sporco di barro. Se poi ancora in più darmi, dico. E con coraggio contarlo ancora. Ma tu che la verità non le... Mia vergogna contare. Ti anche te che hai contato una feia, brutta proprio, eh? Mi? Quella di cassata tu. Quella di cassata tu. Ma la mia proprio feia, ma... È brutta. Sono restata così in vergogna e con... mi ha dato un panico. La cosa che mica vede stimazione, un cappello e perderlo di quella maniera là. Ma allora è stato come? Sta che mica aveva una vicina è andata a stare a Santa Catarina e mi ha fatto da un presente, da me Italia, era mais o menos aveva 15-16 anni, un cappello di pano. E le sta appellidata Morsa Candele. Il cappello era cappello Morsa Candele. Perché lei era ben cosita come una campana. Ah sì. Col ciuffetto in cima e largo. Insomma, è proprio una campana. Una campanella. È Morsa Candele. Dopo a San Paolo, quando vende il santo, è Morsa Candele. Ah, va? Te vedi, no? Mi liga un bastonetto e dopo mi ti conto una storia di smorzare candele, avanti. Sì. Ecco. Cioè, allora che n'era un vicino là, era una casera di tatu in cima a un monte, su in cima al monte. E mi veniva via da convidare a me a cazzare tatu. Ma mica aveva paura me in volta di notte. Mi ma 500 metri di sante a sua casa. Mi là a scurirmi rivola. Sono davanti scuro per garantire, dopo tornare in giro qualcosa. Cioè mette sul cappello di stivazione. Smorza candela. Sì. Sono arrivato là e gli ha detto, andiamo su il monte, che la casera c'è il cagnetto, aveva un cagnetto buono. Bravo, il cancio, ha detto, questo qua non tiene, se il tatu le fuori, ha detto, stasera lo copevo. Mi ha dato il facone, ha detto, ti te vette la tocca, guarda, perché gli mette così erbe davanti, no? Sì. E te notte il tatu va fuori a mangiare. Allora che te le viene fuori, ha detto, certo. Serra la tocca ben serrata. Con che? Con sassi. Con sassi. Chiappa un sasso, 2 serre, la viviamo là, il canno via, in là. Ecco. E quando che venga, dito, lui va per dentro, ti dà una faconata. Va te. Sì. Coppa è pronta. No, poi la sa per me, tu stasera se vieni qua con me, lascialo stare. C'ho lui andato e mi sta là a bobbiare, me l'ha in volta, ascoltava e se viene di repente il cagnetto qui. E che ha detto, guarda che viene. Mi catta sassi che lavoro là pista buon catar sassi e vai per qua, vai per... Mezzo scuro, era cielo di luna, ma in mezzo capuere. Ma va ti catar sassi. Mi ha dato l'idea di mettere il cappello. Tira tu il cappello e metti sto virà così ancora. Sì, ben voltato. Il tatu arrivati, me lo ciappo. Metti il cappello e venite tatu e veniva così indica che via. Asfalti. Perché il tatu il cuore fa sì, come un rantego. Un rantego, come ti che vedi in cui un ranteghin. Quando che lei arrivato le sta cippete. Se fuori i capelli pianta a testa del cappello? Il cappello porta dentro, ti tocca. C'ho mignaga fatto da sfaconata, guarda ti. Il parone arriva là e fa Copà, niente. Felo come. Ho detto copà e mi parlei a mia perché ti dico che no, hai detto che vieni qua. Lei arriva là e dice dove è il tatu? Il tatu non rento a tocca. Ma che tu mia sarà? Qui sassi, no, così sono smentecati, sono bobbiati e lo cacata su il can, mi con piantare il cappello. Ma signore, gli ha detto, mi pensai che te eri più furbo un po'. E il cappello è in rento, insieme al tatu. E il tatu? Ma quel che ha sul cappello.
C'ho una vara di un 3 metri, taglia via. Metti dentro la vara, che sì, dite qua neanche corretto scavadero non capiamo. A sala, dai un 2 anni, 3 ti andai a casarta tu. Oh signore. Una sera del notte, viene la curita, viene un tattoo così, ma grandone, perché nei mulita, e nei rabo duro e rabo mole. Sì, perché qui e non è buono di mangiare. Il rabo mole non è buono da mangiare. Non è buono da mangiare. E era un rabo duro. Quella rabo duro. E non è molito. Un baita di un tattuzone veniva così, mi guardava così, Signor di Dio, il mia cappella. Che aveva sul mia E allora cappella. Credeo. Fatto ora ciapallo. Che ciapallo, col mega visto. Se poi rendo tocca. De nuovo col cappello. Perso il Perso. Un E l'ancora cappello di quei là. L'ancora la intera. E il cappello. Col tattoo. Se tu lo vendes qualche dunque. Magari solo adesso ti dirmi che quando che se nascesto i tattusini de che tattoo là, che fosse nascesti col cappello. Guarda, non duvido niente, perché guarda che il tattoo del cappello, le mie qualche cosa straordinaria, né? No. Allora, Ma è fabbricante di cappelletti. Ah sì? Ghetto un'altra storia o no? Gavaria è un'altra storiota. No, ma salonga. Mi voleria che Marigno mi Ma allora dicesse. era di pensare, c'è Marento anche Marigno adesso, no? Marigno con quella panza, allora può dare il gioco del corpo, né? Sì, Ascoltai quanto Buonasera. illustre, Varacia. Valti de Vanini. Vanti dirmi su salute, me vanti dirmi su salute. Buonasera. Buonasera Brutin. Piacere conoscerlo. Dopo te medisi i concorsi di bellezza che te hai guadagnato, perché te ne hai guadagnato diversi, che mi lo so. Di bellezza e anche una di bruttezza, sì. E fisiamo a turma là di Vanini, San Domingo, perché bande là che per diversi mesi ti si ingabbia. Con la storia del tattoo là, quando che ti viene la polizia federale. Viene la polizia federale. Oh, le 40. Lui era un toso giovane come Edoardo così. Sai quanto Edoardo? Sedese. Che la storia qual era quando che ti sei piccinino? Era liberato il tempo là. Pensa bene, se aveva 16 anni, quanti anni che l'è? Sì, allora fai a conto. Fai a conto a te, Ormai c'ha la siamo là calcoladora là. Era qua, e dopo il tattoo mi sta copano. E ancora di un girare multa. Sarebbe dare una multa al tattoo che ti ha portato il cappello. Sì, il cappello. Sì, del bon. Del bon. Una multa, se lo ciappo, ti ciappa la multa. Che dammi un multon. Che dammi un multon. Ma ascolta qua, ti mi hai domandato che una volta si parlava di insonni prima, ne? Sì, c'ho del bon. Che insonni che e mi ho fatto un insonio, ma è un bel tocco, ma un insonio che sono morto. Ah, va? Sì. Ma che hai fatto un insonio che ti sei morto? Sono insonniato che sono morto. Ma un sogno veridico. Sì. Ma l'era mia che era morta. Finalmente il sogno era morto. Pare una verità. Una verità. Arriva lassù, perché lassù che ne la sala di spera, là, perché tocca andare là, entrare nella fila. San Piero il libro e le chiave, la ciavona e tutto là marcato quel che ti hai fatto. Sì. E là guarda così il gaverto il libro e va a me ora che ha detto le mie ore di ti morir Nilsson. Ah signore. Come che ti sei morto? Mi non so te che caimà come fu? Ma lo devo dire mega bel che sei morì massa ho fatto una festa te mi ai gamaiac un sorasco dopo i capi all'estero fatto brodo e sono qua no il gadita per l'amor di Dio torna in Dio bellezza ma no con la vita di una persona. Ah no. Torna in Dio come Nilsson Tilora. No, lui ha detto poteva tornare in Dio, ma allora con un'altra incarnarmi una bestia, qualcosa. Ah signore. E poi ha detto a San Piero per tirare la picurta, una gallina. Ma signor. Ti tocca tornare in Dio essere una gallina. Una gallina. Va bene. Via là a terra e da virete là adesso. Sì. Ma una gallina, che tu pensavi? Ma gente. E allora torna in Dio. Ma te l'insonio, Sì. Bisogna sempre pensare, Valdi, che lei è stato un insonno. E lo la 8 la mia. Stasera porto casa. Vara il gal. Calma. Cioè allora amico dà una solata come. Sì. Quando che go? Come me papà che la volta che gasolare, vedi che ho contato qua. Che mette su le ali. Ma mi ti vai volta a gallina. Ma mi gozo là perché era una gallina. Con le ali e tutto.
quando mi contratto così, rento di un galiniero grande, sì. mucho de galline e tal. Così, ben ciapacqua. Sì. Che era una riga così, tutte cassette piene di paia. Quando che dare fare l'uovo, le galline, mica calcolare. Sì. Ciò in quella viene il gal, banda mia. Stai. E che. Calma pure su, detto. Ti che pensare? Vuoi pensare? Te incucciati o no? Calma. Che godita? Vuoi mente che godita? Te l'insonnia? Sì. Qua comic caro di Dio gal, niente. Te rumi niente qua comic. Sì. Ma è lui capito? E lui, sì, perché mi parli con le galline le parlano. Linguaggio la gallina parla. Anche il gal parla. Tu hai gal che dite te che due scoglie sol qua. Una delle due te può scogliere. Ma che? Insomma. Far ovo o procreare? Ah, signor. Scogli, perché 5 minuti per pensare. Ti farito che? Così con che pensate che faresti tanti. Tassi su. Mi per dirti la verità, mi toccaria pensare. Ma allora, ti che hai deciso da far che? La gallina. Sì, la far ovo. A far ovi? Perché procreare, dite di repente mi esce come, le sempre insieme al gal. Sì, allora far ovo. L'uovo nasce, bisogna che il gal ciacchete, no? Ciacchete, visto? Allora si chiama che galare l'uovo. Isso lì. E allora mi, guarda, se dipende che sugli uvi che mi fa, guarda, e lui diretto. Certo. No, far ovo. E allora che dite, cominciamo subito. Vai rendo della cassetta là, nella via paia. Sì. Incucciate. Mi sono incucciato. E che dite, batti le ali e sforzatene. E mi batte le ali e canta. E mi di repente, don ovo. E che dite, sta come, ti che comincia bene. E il galo attorno, che su Dio. Vai, e mi vai, batti le ali. E cocodec. In finale, cocodec, 6 uvi. Merda ma gente, in quanto tempo? Ma quanto? Isso, proprio. Mais o menos mi calcola 1 al minuto. Che l'insonio, né? Che l'insonio. E allora? Guarda qua, camera 8 lì. Vatti in casa, è insonio. E allora? Insonio. Ciò te in quella, quando che guardai in trio così, che visto che la sgnarata di uvi lì, vuoi sentire una viola nella costella, così, pem. Sono dismissia. Ah sì. Sono dismissia. Ma signor, era il gal. La donna. Ah signor. La donna. La che piantata un cotovelasso con l'ombro, il gumio. La gaddita. Certo Dio far che? Ma che? Sono in sogna. Sogna, siete, se Dio fa la te letto. Che cagate il letto? Cagate il letto. Ma no. Io pare che fea uvi mi allivia come. Allora ascolta bene. Tutto sei stato in sogno, manco a cagata. Sì, manco. O se no tutto ne stava in sogno, la cagata è la verità. Ma adesso andiamo con... Mi va avanti i suonatori. Sì. Vai là che e mi te t'avesse che fa un quadro anche. Va là. Vedi si può fare l'uomo. Suonare Tusi. E allora? Tutto bene aí? Tutto certo? Qual è la musica che vamos fazer agora? Vamos de Tagliani Buona Gente. Tagliani Buona Gente. Vai là, verdi a gaita gaiteiro. Buona gente, per tutto segue in calta, so 29 prata, con faccia di innocente, se te che veda rente, te cavalera dice, e dopo ancora dice, Tagliani buona gente, se te che veda rente, te cavalera dice, e dopo ancora dice, Tagliani buona gente.
che spettacolo, che meraviglia, anche stasera un altro filo agradabilissimo, allegro, spettacolare. Diamo i nostri patrocinadori culturali, torniamo in seguito, vai là! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco, spettacolo maraviglia, ritorna il nostro filò italiano al vivo e a colori. Non si parla così del programma di radio anni e anni e anni al vivo e a colori. E in cui siamo qua al vivo e a colori di arrivare a casa vostra. Volemo ringraziare al Facebook, agradecimentos ao Facebook para proporcionar para nossa cultura esse belíssimo programa de chegar até a casa das pessoas que talvez tenham esquecido ou nunca mais tenham falado, né, o nosso italiano, a sua língua de origem, né, e através do Facebook nós temos essa oportunidade. Então nossos agradecimentos também a Dilnet, provedor de acesso à internet com tecnologia fibra ótica. Mas avevamo de falar qua de una empresa che è nostro patrocinador, che è il vin, proprio così, Moscato Giallo, Niagara, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, che è Vinicola Vanisul, e lo lì questo qua proprio, Vinicola Vanisul, de Flores da Cunha, un saluto a famiglia Dalbò, è proprio, cognome Dalbò, a Vanderlei e tutta quanta la sua famiglia, de Flores da Cunha, de Noa Trento, che fa un vin buonissimo, ma buonissimo del buon, non ho cattato nessuno che avesse detto che il vin quale mia buon. Ecco, il suo vin, non mi piace tanto il Bordeaux. Piva, stasera te vai provare il vin del vin.
Ecco, di Havana Sul, proprio così. Ma vi diciamo dentro adesso, vuoi chiamare dentro Marinho e il Brutin, che è Luis Nilsson, Balbinot. Prima Nilsson e dopo Marinho. Vieni dentro qua che andiamo a parlare solo la secca, solo il temporale, solo i ri, solo a fare i posti di una volta. Nilsson, qua che parliamo solo come che c'era una volta. Buonasera. Buonasera un'altra volta. Tutto a posto? Tutto a pulito? posto. Sì. Marinho è lì. E là che viene con il suo andare di pombigna mansa. Ecco, proprio così. Camminare di un colombo manso che va a seva. Ecco, proprio così. Parlo come il colombo che va a seva. Ascolta, bisogna che andiamo in ordine per parlare. Va bene? Può essere così? Sì, siamo di passare una stiage secca. Una volta che diceva secca. Secca? Mi sembra sentito secca. Secca. Stiage già è in portoghese. Ecco, ma allora è il periodo, il tempo che si passa senza acqua. Noi qua quando stiamo 8-10 giorni senza acqua diventiamo matti. Mi è vero che è così? Sì. E sapere che stesso che abbiamo l'acqua in Canada. Ma una volta quando che dea la secca, che se secchesse un pozzo o una fontana, che tocca andare a acqua distante, con le carrette, con i boi, con i mastei. Sì o no, Nilsson? Sì, metti il mastello insieme alla carrettina, dentro l'acqua distante, ti ripa, dagli le bestie. Che ti fatto che loro lì o no? Solo sentito dire? Sentito dire, perché Di Marigno. Sentito dire anche a te. Sentito dire. Perché l'anno che là in sono ricco di acqua. Ponte che visto. Sì, terra là che tanta acqua. Quante chiuse che ne là? 10. E stue. Sì. Dite che chiami chi a tua qua? Chiusa. E mi chiamo Peschera. A Peschera, allora dico 10 peschere. 10 peschere. 10 peschere. Ecco, e acqua che mai manca. Mai manca. Che fa che secche là. Solo che una volta si aveva un pozzo. Un pozzo? Un pozzo di 7 metri di fondura. Perché che là in Italia che chiama fosso? Fosso. La bella lava al posso. Al fosso. Fosso è giusto lo che. È che in portoghese è posso. Fosso. Altri che si casa, o Roger, guarda là, qui che si casa, e lo posso e lo fosso. Anzi, sempre chiama posso. Quello tutti e due, tanto in portoghese come in italiano posso, perché le lingue neolatine che ha tante parole che si accompagnano, vero? Sì, allora volevo sapere. Va bene, e allora questa storia del posto, come che sei? Allora questo posto là lo avevamo serà. Che sai quando che non ti che testa, né? Allora serà perché avevamo una fontana. Se che aveva fontana, c'era il posto. Una fontana di 67 anni che è là. E è ancora là? È ancora là, che le 10-15 anni, qui delle materie venisti là, che la fontana qua mi tocca agitarla. Preservare. Ora, parabéns, ecco, complimenti. Sì. Avevamo mandato il materiale, materia entrava con materiale cascaio, brita e un tubo, e ti dita vire te fare. Sì, dita. Assieme a me. Allora mettesto cascaio sotto, e mettessi il tubo e cascaio attorno e fatto il buretto come per depositare l'acqua. Allora viene su filtrata. Sì. Fin in cui è là che la abastesse il bagnero, e là che ne 2 o 3 porchetti, le galline e il tanche. E ancora va ancora sopra. Ora che una famiglia che ha acqua, è inedito che fontana. Una famiglia che ha acqua, che vende a fontana, di una sorgente, andate che dite, da mangiare, da bere, tutte le bestie, e ancora vate il tanche di e notte, che a fare rietto attorno a Terrio, è una ricchezza. Sì, no, Maria, una ricchezza che non si può perdere. Come diversi anni come te una cascia riservatorio, lo avete il bagnero e ma quell'altra ancora diretto fuori, che neanche quella dell'idraulica del pozzo, quelle solo per fare da mangiare e te le stue viene dentro acqua, nasce acqua proprio là? No, nasce proprio no, allora viene una parte della fontana che sopra forma un riettino di sotto, lo va dentro in 3-4 e che vischi che ne rento una dopo tenata, va passando una perché l'altra. Ma che spettacolo! E con l'altro lo andate di banda là, è un rietto, banda della del Rio. Ti sei andato a dire l'altro giorno che ti sei venuto su. È che se ricordi mia P. Con tutto quel che abbiamo bevuto. No, le veniesto. Ma adesso qua parliamo adesso di Ri. Le veniesto a casa Marossa che mi racconta che l'altro peschieri che ne tante come mole. Mole? Rabo mole. Lui ha visto quelle mole, mi ha visto quelle dure.
Allora ascolta bene, una volta si fa sto posto, vero? Sì. Che c'era le sorgenti, che c'era le fontane, dopo andate i rieti, che fin giorno di ancora che ma tanti se gasugai o i gas passato tanto. Sì. Allora è importante, anche battiamo sulla tecla per l'acqua, perché è importante Ecco. l'acqua. Se non Preservare, acqua- mantenere e sparagnare l'acqua. Se non che Ma ne acqua, fatto che senza sì, acqua? ma adesso mi è venuto solamente una cosa. Quando che si attraversava un rio una volta, non che c'era i tubi, non che c'era la ponte di concreto, mi è vera? Allora i fea là Una bora. una pinghella che dice in portoghese. Ma metteva Una bora. Una bora, travessea. Taia in cima con la manera, E passare la fea- piana. Per non passare. Se l'era stretto. E a fea di che sta bora? Che legno? Ma de Serno. Serno. Se là, di Angico, A Piero il nonno, anche. il mio Piero. nonno Balbinotti che mi feia di Angico. Angico. E Angico, fea che viveva- il portego, tipo Yes. un corremon, Sì, come corremon, che dice per tenersi, perché Sì, era perigoso ecco, pescare in ecco. Torino. So che il mio nonno che ha fatto che dava da rente a bodega, ne? Ah, sì? Sì, la sta appena solo la bodega, la do Maria Caravaggio. Santissima. E i suoi figli che arma. Hai fatto che? Che hai fatto E che? che arma il ponte che ha Il segato tamais. sotto e lui passa via per il nome del sera. Com'è che peta la Ma canna? quasi negato. Gli andai per sotto da pinghella del ponte. segato Gli ha quasi segato un tutto. poco, quasi tutto. Quando lui ha pestato, Quando andai in Pagà. mezzo le sta piccicciù. Perché sotto- e lui era ciucco. no tanto, ma mai Ben o meno. ciuccotto. E Rio era alto o no? Non era mica tanto alto, poi se no me ne do. Allora il gas cominciato vieni fuori, non hai da gara quando si schia il nonno dentro Rio. Ciò. Sì, già. I dottori iniziano a fare il pai che gli dicono gas e spaccare la pinghella. Gatto fatto che ha detto a Tony. Che avevano mettoni. Tony, come visto un Giuseppe di acqua solo. No, ma questa qua è veridica. Ah sì, Sì, Ma sì. è dopo quel gallo, sapesti che gas segava o no? Vai sapere lui conta mia, no? Ah, ma hai che dispetti una volta? Per l'amor di Dio. Mi me penso setto di Se una fosse in cosa. cui fa un di cui No, per l'amor di preson, Dio. vai in preson. Ah. Mi me penso che quando che Rio c'aveva un remanso così che si calmia un pochettino fa a strada, è vero? Sì, sì. Per passare qui poi Qua a carretta, carretta. per passare a piedi quando che se de a passo, Sì. ecco. E un'altra, e rieto, se stendete una festa che non era una cappella, non si aveva la cappella da renterieto. Sì. Quando si arriva là, se do parea o se andava a piedi per terra, ascolta bene. Il microfono qua è meglio mal ciappadone. Vediamo adesso. E allora ciò, quando che arriva là, piedi per terra, la vea i piedi te rio, Perieto. ecco, e dopo metti le sue scarpe. Metteva sulle Sì. scarpe. Che hai fatta questa, Nilsson? Mica ho fatto che la volta che prima le scarpe, no, che ho contato, quando lavava via, te la cappella che non era una fontana. Luego la vai via da fontana. E il rio che passava, perché il rio che passava era 500 metri da rente casa, ora la via si spacchia di nuovo. Sì, sì. Andato senza niente pia. Ma adesso Ma parlando... anche per parlare dell'acqua. Mm. I nostri antenati che venivano Sì. qua i primi, dove fare le case? Dentro Dove Rio. che n'era Acqua. Proprio. Poteva essere il posto brutto, te me Ma la che riva, voleva ma che tocca fosse essere acqua. una fontana, perlomeno una fontana Sì, di noi acqua. parliamo sempre Non che n'era due cose che io osservava tanto una volta per comprare terra. Se che n'era acqua e se a terra era mia pestiada. Perché se la era pestiada con rampeghina, chi lavori là, vale a poco. Ecco. Ma infatti parliamo sora secca, sora temporai, quante paure dei temporai, mia vera Marozzica. Ecco, paura del temporale. Ma Santa sì, Barbara no. e che se do pare che? Olivo. È olivo, brusare olivo. Una volta un là, vicino mio, lui che aveva comprato San Spedito, che dice che era Ah sì? San Spedito, idea che anche San Spedito le sora è temporai. Lui che ha comprato San Spedito, era devoto. A devoto di San Spedito. Che dopo lo ga spaccava, che finisse un temporale, che brusava il paiolo, che coppa due boi. Due chi? Due boi. Due boi. sì. E gli era sotto. La giunta? La giunta? La giunta dei boi.
E lui è andato a guardare che dice, ma che costa caro che dice, ma te che aiuta niente. Ma allora parlando Marosca sobre temporai, mica patio tanta paura a epoca di lavorare in colonia con i temporai, perché era distante, era 1 chilometro distante dalla casa, dove non scendeva del fondo della colonia, là per novembre, dicembre, e là veniva sui temporai, come fosse in coi, così su temporai, e allora mio fratello, che era un fratello mio, il più vecchio, ci tronnia, e non anti la becca col sangue che tremeva in acqua da paura. Nino, si chiama Nino, il nome Vittorino, Nino, andiamo a casa. No, il va a parlare, a nuvola, tipo, va a parlare della via su temporai. Anzi che aveva una cacerana, che era una cacerana, mi vedeva che aveva 500 anni. Te passei, non di dire in piedi, ti passei in piedi. Sì, vediamo. 1,60 m, muoio. L'era sbusa, la cacerana. La cacerana era intera, sbusa. E non si andava a scondere, serento là quando veniva sui temporai. La mamma la gabbia tocca come? Sì, sbusa, sbusa. E la mamma poveretta, vecchia, con 70 passani, non c'è un sgionfo, neanche il mio, cosita. Ciò e veniva sul temporale, si impiantava a serento la cacerana per salvarsi dai temporali. Un che mi so che più paura del temporale che aveva mio papà non era. Ah sì, non tinha. Come se avesse una nuvola, lui avesse posto di nascondersi. Sì. Quando che era Caravaggio che aveva insegno, era toccare acqua quel rodon. Via Drio Rodon, sai che fa scavola, via in fondo Drio là, finché passare di piove non veniva fuori. Ma Mario, ascolta bene, sempre che parliamo del temporale, tante volte con quella dainha che ti ha paura, ma perché viene di topare? Sì, mi papà mi ha fatto paura. Mico mai più paura del temporale. Ma mi ho paura, mai più perché paura. La casa non ti senti dire, non fea. Ah, vieni sul temporale. Ma mi devo contare che tante volte che allora passa di generazione per generazione. Mi dico la verità, mi ho paura. Ma claro, perché il vostro papà la fea grande, perché a colpi che è un ventino di niente mi ciappa, sono buttato a Gisa, dice ma tem vento, mi vedo a finestra che dico, però ascolta. Lei è il cantone da casa che fa che il vento che pare che trae il mondo, invece è poco niente. Ma mio papà, ho contato tante volte per Camarossi, che quando cominciai a tronare, diceva tu sì, vedere che fa su che il tempo qua. Era mio ottimista. La colpiaga non fa niente. Ma no, passai a dire una temporale, una ventania, e cominciai a tronare di nuovo, diceva tu sì, le indrio il bello. E allora non adianta. Sotto letto. E mi ti domando, io l'ho morto chi? Nessuno. Di temporale. Nessuno. Ecco. Dopo potremo tornare a parlare, ho detto una storietta. Ma se ancora... Cioè, è il tempo gasolà stasera, vero? Perché ormai vuole andare a finirla. Che sarebbe come andare a pescare dei rieti, ecco. Inserà il cacciasso. Sì, ascolta, e i gamberi? I gamberi? Qui chi va in drio? Che tu mai ancora gamberi, quando si deve pescare, e il suretto di qua in il pianeta attorno, ma il tira, quando era su uno o due gamberi. Due gamberi, un toccate con l'altro. Può mangiarsi? E i fei come i gamberi? Rosti. Ma l'Olimpea o non Olimpea? A me non mi dice no, vuol dire che si impianterento diretto. Se andiamo a Rio pescarne, andiamo a limparli, mi dico. Star là a limpar, che? Metto limpar che gamberi. E che buoni chi era? Ah sì, Ma también non era. Quando che ne era onto e polenta, basta. Anche un tocco di sinella era buono. Devo suonare allora adesso. Sì, siamo di parlare solo. Ah sì. Abbiamo parlato del baile, no? Quando si andava ai baile una volta, vi pensavo che andava al baile, allora a colpi tendevi le scarpe. Sì. E ti arrivavi là che era baro. E allora era un tocco di socco, firme, o se no un per dell'Asie, e che era un ferro. Andò che ti arrivavi là e ti passai che il ferro là. Sì. Era come un tirascandole, mais o meno. E ti passei le scarpe là. O Leo che ti passava a te questa, piva anche a te. Ah no, allora ti passei la scarpa là e ti tirei via il barro che era sotto. Sì. Com'è che si chiamava quel ferro lì? Mi non saprei dire. Altri che si casa.
vi pensiero Neanche a me, non so. che che n'era bodega, che n'era commercio, i saloni di baile, che n'era questo ferro Che n'era palimpante. firme, fixo, no? ben piantato, o te un legno o cimentato, che te passei a scarpa e te ne tei un pochettino sotto. E dopo che te andai dentro te baile, mi me penso che sono giovane, te andai dentro ti baile con le scarpe un poco che aveva barro, te balei, il barro andava via. E il barro se sughea, purta in qua, salta in là, para in là, veniva su un po', era una polvere. E ancora se l'era al dopo mezdite il mattinè che veniva dentro le spese, le case col sole, e vedevi che il poeron tutti sudai e Aquí llegaron los líderes. De là avanti mi avevano los manuali, Ecco. i manuali della banda Ibiraiara. Il leader, e chissà quanti gruppi no, che sono e baile, i Giardinelli. Giardinelli, Gastorie. Gastorie di chi ha. E fuori per finestra veniva fuori che la fuma sera. E era pura poeira. Espulsa de Ale. Ma guarda, che parlare di pescare, si deve parlare di pescare, di acqua. Sì. Due fratelli andai a pescare, una volta, sera avanti notte te io San Domingo. Per ciappare sondiata, a bocca di notte te ciappi sondia. Se che è l'acqua turbia po'. Ma era mia turbia, allora te notte sondiai tirea. Ah sì. Qui si nei dopo un'ora arrivai là, cavai minocche, portavo le minocche e tal. E allora pescai, ciappia mia. Era buon'oretta ancora. E uno che era con l'altro, mi vola via insieme col sasso là da banda dell'A di Rio. Ma il sasso era mia dell'A, era in rento di Rio. Quasi in mezzo, e sotto era un bel possetto, un remanzo, come che era con gli attori. E dall'amica dite vuoi impinire la saccola. Cioè l'è andato la via, l'è andato là, si è sentato insieme il sasso, là che peschea, e con l'altro del quale va a guardare, in alga detta, sarà che ciappa. Di repente il guarda e vede che fa. Una gnocca, una gnocca in bocca. Hai che pensare che c'è pa un pecondo Martinelli. E lui mi fa il barullo, amico, fratelli. Lui, chi è? Malidenti. Lui, no, ma che l'ora? Minocche! E tira fuori minocche di bocca? Minocche? Tira fuori minocche, metti in due. Storia del pescatore. Storia del pescatore in nome del supermercato polivalente di Santa Rosa, qui chi siete di Santa Rosa, che ha un grande supermercato là. Ecco, che ha padaria, fruttaria, un grande açougue, diversità grande di prodotti, entrega del rancho, buon attendimento, prezzo giusto. E qua Serafina anche abbiamo supermercato Vittoria. E stasera andiamo a mangiare cosa? Bifoni. I bifoni che vende il supermercato Vittoria. Pensa, stasera sì. E fatti per Marigno sarà. Mio Marinho sì, capivo là in cosina. Potrei farli in Posso dar banda ai suonatori mi? Sì, vai. Abbiamo banda ai suonatori, dopo facciamo su papà e su mamma a fare una sciacola qua. Sì, Poi là, e allora, tutto certo qui? Tutto tranquillo? Tutto tranquillo. Qual è la marca che noi vamos fare agora? Vecchio Trivelin. Vecchio Trivelin. Verde a gaita, gaiteiro, vai lá. La vecchia Trivelina, la gala
e mandolin. No, 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 no così non dà. Il vecchio Trivelin, Roma e le malciapà. No, 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 no così non dà. Il vecchio Trivelin, Roma e le malciapà. Non suona più che la bella musichetta, suona guardar che so. Il vecchio Trivelin oramai non suona più che la bella musichetta, suona guardar che so. No, 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 no così non dà. Il vecchio Trivelin, Roma e le malciapà. No, 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 no così non dà. Il vecchio Trivelin, Roma e le malciapà. Che spettacolo, che maravilha, cosita-se. Termo ai nostri patrocinadori culturais, um minutinho solo, tornemos em seguida. Vai! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Torna, ritorna il nostro Filotta.
italiano desta sera. Che piovesto qua sera fine a nostra regione, ancora il tempo è nuvolo, chissà che piove ancora. Piove ancora. Tocca venire di più. E allora Marco, mi vedi lì dove? Città, ma che sei un cidadão, Adelar Zanetti, Adelarzinho. Opa! Le devo assistere, gli amici della Massolin, Sì. Il gruppo, le devo assistermi. Allora Adelar è Zanetti, vero? Zanetti. Lo riparla Zanetti. Lo invitiamo perché venga qua a cantare? Sì, ciao! Sì, ciao! Dell'Arzinho, muovete fuori! Sì, altri amici di Massolin può venire al vivo adesso. Può venire, parla l'unica con... che partecipa. Con Rui, con Rui che ha Filippo. fatto il filò di Marostica, no? Sì. Bravi, Zebrai canta bene. Sto anno che mi ha dato per fare un'altra volta il Natale insieme. Che spettacolo, se potrebbe fare al vivo, trasmissione al vivo, fare live. L'anno che viene chissà. Le cosita. Le città? Le città di dove, Marco? Feliz, União da Serra, Romelândia, Santa Rosa, Brotas, Santo Antônio do 30 em Casca, Iraceminha, Encantado, Balsas, Porto Alegre, Nova Erechim, que é a capital catarinense da Italiana. Del Italiano, Nova Erechim. Nova Erechim. Chapecó, Concórdia, Vanini, Xaxim, Modelo, Passo Fundo, Shoppingzinho, Encantado, Renascência, Formosa, Iporã do Oeste, Farroupilha, Guaratuba, no Paraná, que prima Savino Mia ali del Paraná, Guaratuba. Opa! Guaratuba, Campo... é Guaratuba? Guaratuba. Guaratuba, Paraná. Sim, Paraná. Campo Grande, Nova Roma do Sul, Porto Alegre, Medianeira, Veranópolis, Eldorado, Gzianca, Vedelago, in Treviso, da Itália. Da Itália. Olha lá! São Leopoldo, Nova Bareiro, Antônio Prado, Nova Mutum, Toledo e Horizontina. Questa è le città. Queste è città. Tante città, tanta Da che gente. vadi qua che si modeliti con amico sua a camisa da paludo stasera. Anche a me? Anche a te, Sì. Anche a te, Marco? Va Sì, bene. guarda, sì. Ma che se una promozione da paludo, sua moda, seu estilo, chinelo Coca-Cola, quero ver. Vamos na ordem aí, chinelo Opa. Coca-Cola. Ciapa, 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 ciapa. Olha ali, ó. Tem voglia di beverda. Sì, devo parare. Guarda quelle di Marco che belle. Marco. Ciao, guarda che Ai, brilho. meu Deus do céu. Guarda che belle Paletone. paledone. Guarda la cassetta che viene in rento, ciao. Sim. Várias cores e vários modelos. Blusas femininas e camisetas masculinas de R$ 39,99 até R$ 79,99. E a camiseta masculina ali, essa aqui, guarda, guarda que pouco bela. De Got TV, ecco. Por 99 à vista, giusto? A Paludo também tem Tem que segurar bem porque ela é azul, tem medo que caia, mas não, eu seguro firme. Ó, Cavaleira, Triton Leves e muitas outras marcas renomadas de confecções, né? E também tem material esportivo, no setor esportivo tem toda a linha, desde calçados, bolas, tênis, sapatênis, meião, chuteira, Caneleira. quiche. Sabe que tem quichute lá? Deve Acho que ter, não, acho que não tem mais quichute. Ecco. São marcas renomadas. Em até 10 vezes. Adquira o cartão da Paludo. Seja cliente fidelizado Paludo. R$ 250 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um presente, que é um vale compras de R$ 600, sorteio dia 27 de dezembro. Próprio Cosita? Próprio Cosita. E tem mais. Agora no final de ano, presentear a mãe, o pai, o dindo, afiliado, amorosa. Pode presentear com um vale compras. Olha qua, mostra que vale lá. Vai pidarente qua. Vai. Olha ali, ó. É como se fosse um cheque, né? Olha ali, ó. Checão. Um cheque, preenche o cheque do valor que tu quiser, deixa na Paludo ou entrega para a pessoa e a pessoa vai lá e busca o presente que ela quiser, com o valor que tu presenteou. Próprio Gusita? Esta sera... Sì, a final da nostra live, nosso vlog, é R$100. E quem é a gramática. R$100 um vale compras, é o Estevam que vai pagar. Estevam. O Estevam que vai pagar os R$100, vale compras, e um livro. A gramática italiana per te è grande. Chi vuole studiare, imparare il nostro italiano, questo è il libro, a gramática. Proprio così. Stasera che abbiamo di insegnare anche a parlare sopra il cognome Piva. E anche Andrin, proprio così. Che faremo poemi, non so se viene fuori perché caro da Dio. Nel tempo. Marco, qual è i giorni che abbiamo mia filò? È giorno 28 l'ora di sto mese di dicembre e 4 di janeiro, 15 di ferie. Sì. Dopo là in marzo la seconda remessa di ferie. Sì. Giorno primo e giorno 8 di marzo. Sì. Allora
Fermiamo un po' con la testa, mestieramento, perché l'anno proprio scommessi in marzo, no? Sì, Dopo del dopo il carnavale. Sarà che va a essere carnavale sto anno, Ma idea di jeito no. sì. Ma jeito sì. Sì, mica varia caro che no, ma me parte, ma infatti gli altri Ma che non che siamo se- nati che decidimmo, vero? Con parlare come fratelli sti di qua, vuol dire che in Italia non so se torna alle scuole, visto? Ah, sì, Sarà ancora. Che mestieramento. Per via di sta pandemia, che glass è inverno, se neve, monte che hai visto l'altro dì, Sì. che abbiamo fatto una videochiamata con chi? Te che hai fatto te? La tua amica? A Cacà. Ah sì, sì. Allora te che mostrare la neve. A Cacà che a Carina Lorenzetti. A te che mostrare perché dalle freddo allora, che c'è tanti casi ancora del Covid, né? E allora vediamo come che la viene fuori, né? Da che siamo qua, femo cognome di... Femo il cognome. Sì, Mi Piva? vedasso Valdi. No, sta qua. Femo. Allora, il cognome Piva, che è dei suonatori, allora famiglia dei suonatori. Sì, La origine del cognome Piva è da un strumento che si ha da suffiar per fare la musica, visto? Chiaramente, anche a quella. Strumento de sopra, gaita de foles, quella. Se la Piva, Sì. Significato, cosa significa? L'uomo che suona la piva. L'uomo che suona la piva. Che suona la piva. Maria Santa. Avete visto? Il cognome Piva è secata nella regione del Veneto e nel nord-est della regione della Lombardia, provincia di Brescia. Ecco, la città di Padova, nella regione del Veneto, adesso è dove che è di Piva. Va bene. E che neanche Andrin. Andrin. Oh, Il Leo, cognome ascolta Andrin il tuo il cognome. proviene da una variante del nome tedesco alemán, Andrik. Se ha notizie di famiglia Andrin dal secolo XV, quando i suoi membri faceva parte della nobiltà della città francese di Gévaudan. Sai che le cosita? Improvato. Questo cognome si è diffondeto in tutto il mondo. Ecco. Significato Andrin, se dal tedesco Andrik, and, punta della spada, Rick, potente punta della spada. Allora, punta Madonna della benedetta, spada. che mestieramento. Capito? La diffusione secata il cognome Andrin anche con la variante Andrini, con it al finale. Nella regione del nord Italia, nelle città di Trieste, Veneza, Ravenna, Brescia e Novara. Che c'è tanti allora col cognome Andrin. Maraviglia. Visto? Cosita. Ringraziamento allora a Franco visto per la Saccardo, spada lì. Ma va bene, mica aveva combinato di parlare con la Leo, ma guida che devono suonare Suonare prima. dopo Allora diciamo dopo facciamo Leo qua per parlare suonate allora. Ecco, può essere così. Sì. Può essere Massolini di Fiori o no? Ma insomma, apri la gaita, gaitero. Che il massolin de fiori che vem dalla montagna, che il massolin de fiori che vem dalla montagna. E bada bem che non si bagna, che lo voglio regalare. Bada bem che non si bagna, che lo voglio regalare. Lo voglio regalare perché gli è un bel massetto. Lo voglio regalare perché gli è un bel massetto. Lo voglio dargli al mio moretto questa sera quando vengo. Lo voglio dargli al mio moretto questa sera quando viene. Stasera quando viene sarà una brutta sera. Stasera quando viene sarà una brutta sera. E perché sabato di sera non è venuta a me, perché sabato di sera non è venuta a me, non è venuta a me, andando alla Rosina, non è venuta a me,
sospirare perché mi son poverina, mi fas pianger sospirare. Che il massolino dei fiori che vem dalla montagna, che il massolino dei fiori che vem dalla montagna, che il massolino dei fiori che vem dalla montagna. Vada ben che non si baia che lo voglio regalare, vada ben che non si baia che lo voglio regalare, regalar, 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 regalar. Eita lá, che spettacolo! Buonasera, Leo! Come va? Buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti. Questa camera 6 a tua, a 8 a del Brutin. Mamma, a 6 a farò tua. un luglo. E allora, tutto a posto? Sì. Tutto, grazie a Dio. Parliamo italiano. Proviamo. Sì. Che spettacolo, che meraviglia da sentire una donna parlare italiano. Guarda. No, anche qua pure uomini, sempre uomini qua. È Immagina, importante, sì, ecco. Te parli italiano desde piccinina? Dir bem la verità, capisco tutto, ma Sì. parlo un ciantin così da solo. Ma ti parli bene, da sentire che ti parli bene. Restiamo. Restiamo? Ecco, in mezzo lì se va qualche parola in brasiliano, Sì. non vuol dire. No. Ecco. Allora, a mamma si che cognome? Il papà è Andrin e a mamma? Formaggini. Ah, Formaggini. Giusto. Ecco. Te pensi di che famiglia che è? Rento a tua famiglia, da mamma, del papà, dei nonni, che famiglia sei lì? Allora, mio nonno Formaggini, mio nonno na Bonetti. Bonet? Madonna, e che ancora? Me pare Andrin, no, mio nonno, né? Sì. Me pare Andrin, e la nonna per me mare Nicola. Nicola. Giusto? Guardati quanta gente che ne quanti cognomi. Ma mi go descobrio, ma se Angelita che se devo farmi la pianta, no? Che me, guarda bene, che se è il nonno, il bisnonno, dopo che nel trinono, tataranono, e dopo il pentanono. Ma infatti, il mio tataranono sarebbe Giovanni Battista, e suo papà, che non so cosa che si può dire, sarebbe Marco Marostica. Allora metà tarannono le sta maridà e la era Carlesso, Bortolomea Carlesso. E me penta nono, che non so come si dice pulito, no? E sarebbe maridà con la Paola Ferronato. Ma allora guarda Ticcio, quanti cognomi che avevamo per essere nazisti, quanta gente che si è involvesta e si è maridà, quanto sangue differente non altri che avevamo mia, vero? Vero. Vero che sei così? Ecco. E i Tosetti, sei tu contenta? Chi suona, No. chi canta, sì? Guarda, è un gran onore Sì. essere qua stasera e noi altri sempre che diciamo così, che se è qua stasera le perché persone come Valtri che dà l'opportunità. Allora, Ma volevamo ringraziarvi per indegnarvi di venire qua, loro suona bene, i ebrai, se li dà per dire che i ebrai Tosetti? sì, sì. Si vede, vero, il comportamento su di loro, sì. E che piace suonare, canta di gusto, Sì. perché sennò colpi tocca C'è- spentonarli, no, c'è- è vero. zitta. Ha sempre che suonare, Sì. sempre. E casa e fa bordello no? Pure i vicini. A piva di stocchetti, che sempre con sto bacang, ma è così, tocca incomodare su, tocca disturbare su le persone perché la fisarmonica la fa baruglio, no? Tocca cantare, è così. È un'allegrezza anche. Sì, sì. Perché si arriva a casa di lavoro, mezzi stufi, ma allora Se sente che canta, buona se- musichetta. Sì, va bene. Va bene, giusto. Ecco. Cosa che loro di più piace cantare? A gaúcha, sertaneja? Ah, loro tutti. E canta anche sertanejo, eh? No tanto. Poco. No. Di la Pia gaúcha, gaúcha, mas è, sì. è lo stile gaúcho, proprio così. È che già crescesto. Renta il CTG, allora il gusto viene desde c'è. Bella fatica. Ascolta, vatti laureo con che? Ti cosa affetto? Vendas. Vendas, eh? Vendas, vendedora. Vendedora? Um abraço a todos os meus colegas, meus conterrâneos. Opa. Aham. Ma- Sabe que tem muita gente assistindo, então. Então fala que tu vende, faz tua propaganda, né? Pode ficar à vontade. Então, trabalho na MZ Confecções, né? Mas desde a minha primeira oportunidade, com 17 anos, então, já tive a oportunidade de trabalhar com vendas e até hoje. Firme e forte. Firme e forte. E piva, fala o que piva?
Piva, desde seus 14 anos, trabalha em fábrica de joias, seria a Craco Joias. Opa! Sim. A Didio? Luiz? Não, é Luiz? Isso. É, isso. é. Aham. É. Então, Como é que é o nome do teu esposo? Dilvar. Dilvar, mas ó, bicho velho. Muito bem. E Guaporé, vocês são de Guaporé, né? Guaporé é muito forte, joias, né? Sim. Joias, bijuterias, lingerie. Joias, lingerie. Hoje tem crescido muito a linha fitness também, né? Então, É eu muito forte, particularmente trabalho com muito orgulho na MZ Confecções. Então, nossa, a linha fitness hoje está muito forte. Cresceu demais Cresceu. e evoluiu muito, Muito. potencialmente, economicamente também Guaporé devido Sim. a isso, né? Inúmeras empresas que trabalham com joias, bijuterias, lingerie. É muito famosa a Guaporé nessa questão, Capital né? da joia, do porta-joias. Muito bem. Mas vá bem. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, sempre agradecendo a oportunidade, né? Que o Maróstiga, e assim, não só o Maróstiga, como todas as pessoas que dão oportunidade para os meninos. Inclusive, a gente teve um final de semana aí um evento, e que bacana, né? Quando o pessoal tem conhecimento dos meninos. Eu digo não só os meninos, como um incentivo a tantas crianças que gostariam de pisar num palco, né? Nunca Mostrar tiveram seu oportunidade. talento. É isso. Muito Justamente. bem. Então as pessoas chamam, dão oportunidade para eles, e eu sempre digo que se eles estão aqui hoje é graças a pessoas como você. Mas nosso Filó só é o sucesso que é devido às pessoas que nem vocês que estão aqui, que vêm e participam. Inclusive, Léo, vamos aproveitar para quem está em casa, quem está assistindo, que gostaria de mostrar seu trabalho através do nosso Filó, as portas estão abertas, é só chamar no nosso contato aí, no Face, chamar o Marcos, que o Marcos é que faz o contato aí, tá bom? Certo, muito obrigada. Então. Grazie Valtri. Grazie. Salute. Ciao Leo. Maravilha, cosita sì. Mi guidai che adesso, fermo un'altra sonata, perché che ora zelo Josiel, il nostro tecnico lì che mi mantiene. 9h15, qual é a música que tá no ponto aí para nós tocar? Vamos deixar Bela Tchau pro final, né? Qual que é agora? Uma italiana aí? Pode ser. Pode ser? Mais uma italiana? Ó, vocês tocam também sertanejo ou não? Uma palhinha de uma sertaneja? Ou não lembra de nenhuma agora? Não lembra. Tá, então vamos lá. Então vamos numa italiana? Gustavo, qual que tu gosta? Uma por mim, qualquer uma. Mas então manda ver aí, guri. Toca a ficha. Polenta con la fortaia, radici cotti come se mangia, E agnolini con tagliatelle, tutti che piace, la festa è bella, si fa la festa dopo la cena, si beve e canta la notte intera, gioco d'amore nel bordello, no Beppi ha perso il cappello. Buona salute e panza piena, si fa la festa dopo la cena, si fa la festa dopo la cena, buona salute e panza piena. Chiama compare, chiama comare, Femo filò come stiani, il giodo non può morcare, la verdinella si fa cantare, balla i giovani, balla i vecchi, tutti contenti senza fermarsi, il nonno rosso deve bever vino, la nonna è stranca, tende il pepino, balla i viva o Brasile, nostro Rio Grande, viva l'Italia, viva i migranti, viva i Tonelli, viva Maria, viva italiani,
alegria. Bellissima sonata, eh? Bella, bella. Gli ha dato voglia di ballare, sì o no? Spisa i carcagni. I carcagni. Ah, sì, spisa i carcagni. Perché una volta mica avevi i rasci di carcagni. Te avevi i crepi. I crepi. Crepi ti pie. Ma chi ti che pie no... no, ti carcagni. Ma chi che non capisce crepi ti pie? Così sì, guarda lì, E te sai che acontecesse un? Che acontecesse che? Che di notte era andato a dormire e pensava a fare male. Col camminare che fa male. Si buttava do. Che fa male? No, fa mia male, era un grillo che cantava. E se mia a dormire. Signor. Margherita. Ma vengono poco rabbia. Margherita, ma vecchia, qual da mia che lavoro là? Sì, era ella con i carcagni di tutti i crepai. La leva su, la va fuori e il grillo canta P. E viene a buttarsi il grillo il canta. E lui dice, qua dormiamo stasera. Se che vuoi dare una guardata, mica il carcagno là, che te che? Un grillo rendo te crepo. Quando che cammini ascolta che qua. male, quando che si ferma il cantea. Non era mia un crepo, era una cratera. Pensate un crepo, Genio. Porra lì, è un grillo qui piccoli, no? Sì. A Gisa la vende un prodotto esfoliante per i piedi, è un prodotto che per cui che crepi i piedi che si stroppa. Sapete te? Sì, passa un prodotto stroppa, può avere fuori sangue. Che guarisse e non si mia solo perché si andava fuori a piedi per terra, no? Certo, i crepi, è una malattia. Ma che ne ma mai visto crepi col grillo. Una volta mi pensai che quando mi fa cric. No, camminea e che fa male a ella. Quando che si fermea ella si buttava e il grillo comincia a cantare. Facero. Sì, ciao, guarda te. Ma che tu conoscesto Mattius al pelone che aveva una gamba di legno. Quando il cammino fa cric. No, anche una volta che passai a Sebo di crepi, Sebo ti crepi, vi ricordate? Creponi là che veniva fuori sangue. Appena Gilette taglia via il cuore. Sì, con Gilette tira via. E dopo Sebo. Ma guarda che siamo venuti a fermarsi da parlare di crepi di piedi. Che il tempo là non era un colono che non aveva un crepo. Ma guarda qua, che i tempi là che era mia motosera, se no stai via il calico motosera. Ma che ne era un smerigliadera, quella che ne era un che taglia con la britola. Con la britola, con la navaia. Quel che sobrea come perché il crepo il ma ascolta, il crepo, era qua, il crepo era una protezione per il piede. Peste insieme a spini, insieme a sassi, sentia niente. Le rosette, le rosettine, quelle spinetti, sentia neanche. Le era gialde, vero? Proprio così. Un calo che te peste abrina, pesteante abrina, scalzo. Sì o no? E le rosette là le trapassea che il corro. No. 2 centimetri del ma se no corro, se si tacchea anche, tieni sotto non ti senti niente. No. Se non senti neanche il grillo, pensa alle rosette. Calcula le rosette. Dice una storia adesso. Dai, allora, getto una frotola. Una frotola. Perché vara qua. Una veridica. Veridica. Sì, ma ascolta, guarda qua, bisogna che le mie frotole, le cause che acontecessero. A finale del nostro filò abbiamo sorteio di 100 reais in vale compra das lojas Paludo e un libro della grammatica del italiano. Lojas Paludo che adesso finale di anno per cui che vuol presentare la che è una stricca di promozione anche il vale presente per persona che ti vuoi bene, che ti vuoi regalare, come anche amico segreto. Sì. Non ci tocca aver fatto amico segreto. E anche Martedì stasera e martedì che viene. Martedì che mandiamo una fotografia di Brutin. Tutti quei un regalo la camera 8 mia prima che a 8 a 6 tua. Ascolta, è solo per ricordare qua che il sorteio Nantrio Femo dopo della live. Sì. È vero? Dopo che finisce la live. Quando finisce la live dopo si divulga. Ecco, dopo si divulga come sempre per Facebook. A volte che si vede me. Maraviglia.
Allora, la E allora, storia. a storia. A Dai, storia. dai, vediamo. Na verdade, in portoghese seria uma história com H, che è real. Questa qua è come una storietta. Sì. Ah, bom, allora lei è una storietta, lei è No, una ma storia. Se dice lo che in italiano una storia. Storia, come essa? Storia. Storia. Vai, allora Un na causo, un storia. causo. Un causo, un causo. Un causo in portoghese. Un caso. Allora, Vai. una storia. Dai, allora, dai, sentiamo. Che tocca casati ticchi con la fionda. Sì. Chi che non ha cassato tiki tiki No, qua altri fiore? qua tutti, guarda ti. Sono rose che mi ha cassato. Vediamo, allora. E allora ciò che era un vicino là che aveva un potrero pura carchese. Matacampo. Carchese. Una volta era il Matacampo che ne era poco. Dite voi mette Matacampo in mezzo a carchese. Stiamo solo Signor, carchese. Bante, allora. Siete. E allora era due piede, ma mica de cagna che diceva. Sì, teta de cagna. Teta de cagna. Sì. Perché c'aveva tanti Mammica che de aveva, cadere. mammica Sì, de ma il cadere. nome è proprio Tutte teta che de cagna. taccai su, ma grosse ciò, grosse. a tettone. E alte, distanti 5 metri l'una e l'altra. E me amico là, vicino, cade Geppe Durante che le vivo ancora quel bicio là. Geppe, un conti. Geppe, ti vedevi ancora questa in finale. Sì. E muori, Fica- ti fica muori via là, con remorso ti porti via questa qua. Ciò e sentia tutti i misdi. Andare a casare con sto bodocche, casare perché veniva Fionda. Pallarini, Casare colombette. E ciu- il mio sogno i era ciu- cappare una colombetta viva. Mettete una gaiola. Cosa ha detto Santei? E tu Sì. la te. Che avevo tu sei 15-16 anni. Sì. Ah, ma una volta 15 anni era tutto. E allora un dia io a Paco fa la gaioletta, sbrega scandole tutte, che insolite, una tola sotto una in cima, Sì, pronta. fattola. Qualche di, ma sciucchiamo una che l'amore mia la metto là. Sì. Ciò un dia di mi di appena disna, avevamo bagnato di cena il misdi che lì. Perché tempo era di piova, è scuro. Era scuro. Nessun temporale, ora che avevamo cenato il misdi. Sì, il temporalone. Perché aveva appena disnato. E allora? Dote Rio, no, che fa la curva Rio, che para fuori Sassetti, Catasu. Teremanzo. E metti Tondi, scarsella, ciao, tondi per casare. Qua E fiocca. la fionda te con l'altra scarsella, di repente con l'altro Geppe, nel sulla su, bella su. Becchi lassù. Vieni su che goccia pana colombetta. signor. Signor, go butta via i sassetti. Pochi che pensa aveva. La all'allegrezza. colombetta, la mele gressa. Pula via Rio, perso il bodocche. Sì, la fionda. Ha perso il cappello su Sì. in mezzo al carchese arriva su tutto. Io c'hai no, io c'hai no. Mio c'hai. Il tempo là che vedeva bene. Rivaraccio là, Rio la pianta col cappello. Sì. Era così. Col cappello. E Sì. dove? Sotto il cappello. Ah, ma Ma signor. che ha fatto come Gudita Ciappara? Ciappara. Era là di un mangiare balette e ti ha messo una pianta sul cappello. Ciappata. Ma Geppe, ma che bravo. Con che Ma capelli no, qua ma erano o grazie. no? No, lei era mia. Era Ah, un mia cappello questa. de paia, come quella via Grandola. Sì, via sì, qui di paia. Guarda Di qua, dressa, qui di la- dressa. La 8 è mia. Sì, va la 8. Ciò è a destra, pa. Mi ho gatto la gaioletta. No, dite, ciaple porta a casa. Sì. Ma femo come? Tigita vai sotto con la mano pianettino. Sì. E quando ti dici, mi dico, piante che do la mano, questa sotto la ala come l'ultimia. Sì, E mi da sotto per piango, dita, Ciappate, adela ciapo. 1, 2, 2, 3, 3. Ciao. Adivina. Che? Giovine. Venia fuori per i mezzo i dei. Marella, ancora calda. Ciò. All'è andato dopo che le carchese là. Mettete coppo. Ma baratissime se cose de fa luga cagare e pensa acima il cappello. E mi c'ha pa colombetta. No, ma adesso te gatto cada anche a quella. Questa qua tutti lo sanno che ho contato bel che. Te gatto la va, man? Guarda, ancora c'ero. Le quanti anni Nilso che gatto ca questa? È un 40 anni. Ma bianca. i telefea quelle storie ma- lì una volta, eh? E ciò dopo in mezzo al carchese da dote Rio lavarmi dopo. Perché? Vai, far cosa? Con Parlo no. Quindi si dipende dai casare. Dopo siamo
Cubinaio, deu. Ah, come Ah, fatto? sì. Che sai una volta... Tocca alzarsela Fatto a Metizia di nuovo. Se brighe, dopo se si fa a pace subito. Marco, ho avuto venire a dare una buonasera qua perché finimo il programma. mi vedete, vede, sì che vero? siamo. Delle 9:30 ormai, no? Di che Marco vede qua che qua vuole carire un 2 de bei manco, perché qua sta feio. Qua sta feio. Sta feio il negozio. Guarda che truppa qua, guarda. Guarda che cada uno. signore. E allora Marco? De città ben, ó, quer dizer, Porto Mauá, Rolante, Garibaldi e Nova Prata do Iguaçu. Guarda qua, Nova Prata do Iguaçu che tanti italiani. Porto Mauá, amico, ho fatto 2 o 3 spettacoli là. La divisa con Argentina, Porto Mauá. E da Rente Santa Rosa andò che nel supermercato polivalente. Sì, Allora, De Bibi. Opportunità andare là a fare un show, Sì. Sì. Che ne là Porto Mauá, che ne gente di Guaporé. Ah, sì, Proprio gente di Guaporé, devo star là. Adesso sono devo provare a farmi venire in mente il nome o al manco il cognome, che è lo cosa là. Già virare il camion. Guarda, te la 8 è mia. La 8 là insieme. Te la guardi verde sotto. Sì, da. Sì. Stasera sì Marco, finimo. Finimo. Sì, vero? Dici o che? Ma guardi che sa. E lo che ora non è ora di finire. Che manca 5 Se minuti. vuoi menarmi con un spettacolo nostro un giorno d'italiano, parla Roger, come funziona? Sol chiamare qua te a live, potete scrivere anche sotto lì, ti mandiamo il contatto, o chiamiamo Marostega, o Marco, o Marinho, se altri che avete qualche conosciuto, qua, nostro, anche a Brutin, Brutin. Sì. Parlè e non l'altro indemmo, femo un giorno d'italiano, capito? Un giorno d'italiano a vostra città, scuole, terza età, gruppi che entità, non prendiamo là e femo un lavoro speciale sopra l'italiano, capito? E anche femo un spettacolo verto al pubblico. Proprio. Ora finimo con spettacolo a sera, femo una serata, un filò bel, grande, con sonate, con umor, cantate, femo da ridere. Smissiamo su con l'insegno del italiano, smissiamo su anche col riconoscimento del italiano del vostro municipio, ecco come lingua ufficiale. Ma se viene solamente a Mauá che ne famiglia Perin, un fratello di Ney Perin. Qua da ottava, ecco, proprio così, là a Mauá, un saluto a Perin là sì. di Mauá. Giusto? Porto Mauá. Porto Mauá. Nilso, finimo così stasera? Sì. Mi idea, vero? La fascia che ti sei stato squisito il più bello. Gosta da casa. Ah, sta da casa, Se conti in altro finimo. Parliamo della piova, di acqua, Sì. fontane. Sì, e allora? Allora una volta una fontana la provoca un temporale. Ah, sì. Maria Una Santa. fontana. La fontana che provoca un temporale. Di Luga che maniera? Luga contana. Sì. Perché quella quando che contiene una proprio grossa, lui dà una tossì davanti. Ah, sì. Quando che fa? Cuidado, che la vegna fuori grossa. La vegna fuori. Noi anche la bodega, cioè, ma so che 2 di avanti che ha dato una, sai che nugolo di Veron, Diana nugola là, che ha dato una piova, tempesta, 40-50 minuti in 5 minuti. Oh, ma gente. E che cara è che viene una fontana, che mi conosce la fontana sua, la fontana che sobreva un canotto di acqua. E sai che fa il quertin, mette il suo caniche là, ma la in camisea. E allora che dite l'altra poteva che si a parlare, lui era sentato in una banda e dice, ma tu sì, ma che piove, che piove di pila, dove angilinga, dite di picche che piove sguidea. E lui ascoltea. E ha fatto Palotta e il bodeghero dammi una vivetta un traghetto lei là si tira là dentro lui lo sapeva sì, piombo sì. una palottona e che Gera senta miela e la me parola l'aria con caldo e con guarda la fontana dico dita Pierina guarda qua, in cui viene temporale. Perché? Sì. Guarda la fontana là che fumassetta che va sì. Te vedrete non va a formare una nuvola ancora. Perché la vaporazione dell'acqua. La si forma per aria l'umidità. A lei da fisica. La umidità non la forma nuvola. De repente
a formare una nugoletta che contea l'urine. Sì. Gan piantare la tronata, che ha detto, gas comincia a venire dopo. Acqua, tempesta. Poi che ha detto, di sotto che aveva una pescheretta, che ha acqua che ne fa la fontana, no. Parvalti non crede che ha detto, fine galpeson. Fine galpeson. Fine galpeson è tanta acqua. Via santissima. Vado a vedere la fontana secca. Come lo? Con tutta che piova là che secca la fontana. Ma Ma perché guarda la che- tirata su. Questa qua La se gamba messe porra. a Nova Brescia. E per finirla che ha fatto? Ascolta, per finire, una volta un è nato al paese a Vaporè questa. Vaporè, là del Piva. Vuol dire che era il nonno de Piva qua. Sì. Cioè va a bodega a cavallo, parecchi anni là, a cavallo, porta giù la mala per comprare un paio di spotacci e ciò liga là il cavallo e va a bodega. Compra queste cose, va a bodega e viene le 11, bevi che te bevi, viene mezzodì, bevi che te bevi, viene la 1, bevi che te bevi, che si in corto per andare via, l'era Pronto. Cioè, e lo butta insieme a sto cavallo e via, cioè, un sol e il cavallo senza acqua, una senna, e vanti arrivare a casa, cioè che una volta fai a casa in questa lì, Sì, buon. ecco, Sì. che era 50 metri così, che ne era il rieto, che travessea, che era la pinghella, la borra buttata per passare a piedi, e il cavallo passava a rio. Ecco. E quando il cavallo arriva là, sempre il beve acqua, quando che gli manca un 100 metri per arrivare a rio, e il cavallo qua sempre che aveva il gas come si patatam patatam. Ah, sì, La mala la fia e lui che si teneva picchetea, Sì. cioè, quando che il cavallo è arrivato a rio matto da sen e che frena firme così patatam l'ho rento Rento rio Rio, casca. quando che lei tira fuori così che lei era dentro da casa perché il cavallo dell'Ulusol arriva la sua donna e ha detto come così? E lui gli ha detto magari mia piovesto qua. Feniamo. Un'altra cortina che Che ora è lo Josiel? Vai. E 9 metri, manca un pochettino. Ma poi sguarda allora. Mezzo minuto. Un minuto e 40, 10 secondi. Sì. Un cara che bevesto una gran pianta via una, ne? Sì. Santissima. Santissima. E il fumea, il aveva le paie, e il rapè, la scatoletta di fumo che diceva il rapè. ne? Sì, l'ha presa. sì, la scatola. L'ha presa. L'ha presa. L'ha E la presa. britola, Sì. cascare in Rio. Vieni a casa, ciò. Muovia le paie, perso la britola. Bagna fuori tutto. Bagna fuori fumo. tutto. Il fumo. Sì. Arriva su casa, sta il di Rio, e sente dote Rio. Acis! Che? Acis! Acis? Cis! Ah, Il che dite sì. contro sta donna, che dite la donna è una bestia brutta. Ah, sì, Dite che è una bestiolona differente. Ciapa la scioppa, dove deve pianta sulla cartucciera, 20 cartucce, ma sì. chiama i due can e vai do di Rio e guarda. E che si Acis! E vedi. Certo che l'era. Anche idea. Ma per l'amor di Dio, se ha aperto la cassetta del fumo del rapè, e allora i pesci ga respirai, ga mettessero su e stranudea e veniva fuori a stranudare. E era accis. E l'unica vita che i pesci veniva fuori. Marti che viene, avevamo filò e il giorno 28 di dicembre e 4 di gennaio no. Può essere? Ben così. Sì. A tutti quanti un Struconasso! Mi va a bando i suonatori. E allora? Tutto a posto? Tutto certo? Tutto tranquillo? Tutto. Questo qua che occorre o no? Sì? Va bene. Qua dopo? No, occorre mia. E allora? Famo come? Edoardo, sta tutto bene? Gustò? Famo bene? Gustavo, sta tranquillo? Ecco. Quando quiserem, podem voltar novamente. Não tirar mais alguma italiana? É ou não é? Isso, vocês têm capacidade, têm tempo, agora vem as férias, não é verdade? Bom, Leo, obrigado, Piva, grazie che si veniste. Volemo ringraziare a tutti quelli che hanno partecipato del nostro filò, che hanno contribuito, Josiel
Sensi che è il nostro tecnico, a tutta la nostra equipe, i nostri patrocinatori che sempre conoscono, mi dico sempre, comprei prodotti e lavori di nostri patrocinatori, che loro sono forti e firme del nostro proposito di mantenere la cultura per via della nostra lingua. Va bene così? Deghe forza ai nostri patrocinatori. Beh, bella ciao, pra encerrar, note, salute! Essa música que a gente vai oferecer para Tia Maria. E vamos de Bela Tchau! Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Sei un muio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sei un muio ma partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le gente che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le gente che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Muito obrigado. Tchau. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos.
A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.